lasciato Milano per cercare lavoro nella Marca. Il trentenne morto ieri nelle acque del Piave a San Biagio, secondo gli amici, non si sarebbe tuffato nel Pordenonese. Grave un giovane trevigiano colto da malore dopo un bagno nel torrente Meduna. Piave è sempre più preso d'assalto da chi cerca refrigerio infrangendo divieti e non curanti dei rischi. La proposta del sindaco di Breda: adesso portiamo i servizi dove non ci sono. Sporcizie, escrementi e bottiglie di alcolici abbandonate in riva al fiume, ma anche furti di sedie dai plateatici. La denuncia dei commercianti di Roncade che chiedono un maggior presidio di piazza Primo Maggio. Nuova allerta gialla per la giornata di domani in Veneto, ancora caldo intenso, ma anche rischio temporali con forti raffiche di vento e violente grandinate su zone montane e pedemontane. Yogurt e frutti di bosco è il gelato ideato per raccogliere fondi per l'associazione Sogni che realizza i desideri dei bambini oncologici dalla Sicilia all'Australia, oltre una trentina delle gelaterie che hanno aderito. Da Mario Bonduana a Marianna Cendron, le persone scomparse e le vite sospese dei familiari che continuano a cercarli, protagonisti del convegno in programma giovedì a Treviso. Andrea Bocelli incanta Piazza San Marco, ieri sera grande successo per il concerto del tenore che ha portato in scena un vasto repertorio tra lirica e musica contemporanea. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Cominciamo con le notizie, la cronaca in primo piano. Come avete sentito, torniamo sulla tragica morte del trentenne avvenuta ieri pomeriggio nelle acque del Piave a Fagarea di San Biagio di Callalta. Gli amici e il fratello che erano con lui ha detto non si era tuffato, il malore accertato per congestione. In serata in arrivo i familiari dalla Francia. Non si sarebbe tuffato, secondo gli amici, Benameur Abdelhak, 30 anni, ma si sarebbe immerso, forse, per trovare refrigerio in una delle giornate più torride nelle acque gelide del Piave dopo aver mangiato. Cenni d'aiuto e urla rivolte agli amici, ma nessun soccorso. Così raccontano chi era lì sulle sponde del fiume a Fagarea di San Biagio di Callalta nei tragici momenti in cui il trentenne di origine tunisina ha perso la vita. A poche ore dal fatto, gli amici e il fratello, raggiunti nella casa di Via Goito, raccontano che la famiglia residente in Francia è in arrivo per vegliare sulla sua salma. Saranno loro a decidere se il funerale del giovane sarà celebrato qui oppure all'estero. Benameur Abdelhak era originario di Sfax, in Tunisia, città storica che affaccia sul mar Mediterraneo. Abitava a Milano, ma era arrivato a San Biagio per visitare gli amici e poi rimanerci per cercare lavoro. Sui social nessuna foto, se non un ricordo di un'amica che gli rivolge una preghiera seguita dai tanti che lo conoscevano. Benameur ha perso la vita in acqua, nonostante nel Piave viga il divieto di balneazione, eppure in settimane dalle temperature roventi è sempre più popolato. È una cosa grande effettivamente, però con questo caldo sembra l'unica alternativa a una breve distanza qui a Treviso. Se non conoscono il Piave è inutile che poi diciamo il giorno dopo che c'è uno che muore, perché ovviamente non lo conosce. Non è il primo che muore sul Piave e per questo siamo molto attenti comunque. Diciamo che vedo tanta gente che fa vacanze alternative a costo zero. Questa è l'unica soluzione migliore. Per quanto riguarda la balneazione, difficilmente adesso si fa il bagno perché l'acqua ce n'è molto poca, però quella poca magari ti dà un po' di refrigerio e soprattutto, essendo nel letto del fiume, rispetto alla temperatura esterna ci sono 6-7 gradi di differenza. Rispetto alle code chilometriche che troviamo a Jesolo è l'alternativa valida. Un Piave sempre più preso d'assalto da chi cerca refrigerio. Ebbene, non curanti dei rischi e anche dei divieti, le persone continuano a frequentarlo. L'appello e la proposta del sindaco di Breda. Cordoglio per quanto è successo ieri, per Ben, per la sua famiglia, per l'ennesima tragedia che abbiamo vissuto e subito proprio per questo, perché sì, l'anno scorso abbiamo fatto dei tavoli che poi hanno smosso qualcosina quanto a controlli, ma in realtà siamo ancora appunto a capo quest'anno. Non usa mezzi termini il sindaco di Breda di Piave, uno dei comuni con il più alto tasso di affluenza di persone che si recano al Piave nei mesi estivi. Dopo anni di richieste d'aiuto alle autorità competenti e preposte che vanno oltre alla possibilità dei singoli comuni di presidiare le zone interessate, il sindaco chiede che si intervenga in modo deciso non tanto per limitare gli accessi, ma per fare in modo che le persone che arrivano sulle sponde del fiume siano in qualche modo controllate e informate sui rischi. È il momento di non essere più, per come la vedo io, politicamente corretti. È ora che tutti ci assumiamo le nostre responsabilità e non sto puntando il dito contro nessuno, lo punto prima verso me stesso, perché forse sono stato troppo pacato nei miei toni, adesso è ora di finirla. Mi assumo la responsabilità e tutti gli enti sovraordinati soprattutto devono assumersi la propria responsabilità. Basta vedere cosa c'è alle mie spalle, qui siamo a Saletto,
un sacco di auto, un sacco di persone, incontrollato, ci sono i cartelli sì, ma non solo a balneazione eccetera, c'è il divieto di accesso eppure si entra, c'è il divieto di far fuoco eppure si va, non riusciamo a presidiare, è domenica, non abbiamo nemmeno personale, quindi o facciamo veramente qualcosa o continueremo a piangere persone. Però a questo punto qua dico che queste morti porteranno dei nomi e dei cognomi, anche il mio, come ho detto, non punto dito contro nessuno ma contro tutti e prima di tutto verso me stesso. L'appello affinché una zona come quella a cui si accede da Via del Passo a Saletto diventi un luogo con pochi ma efficienti servizi, tra cui dei volantini consegnati al passaggio con l'auto in cui vengano segnalati rischi e divieti che vigono sulle rive. Nasce dunque dall'urgenza la collaborazione tra i sindaci dei comuni rivieraschi. Siamo nello stesso punto a distanza di un anno e sembra quasi che l'esperienza non insegni. Come amministrazioni stiamo ragionando su un asse comune trasversale che possa prendere tutti per dei cartelli di divieto di balneazione come richiesto, però ci deve essere un coordinamento che va al di sopra per poter dare un'immagine e una regola certa e trasversale su tutti i comuni. Appelli che coinvolgono non solo il Piave ma tutti i fiumi, torrenti e piccoli laghi del territorio. Nelle scorse ore si sono susseguiti i malori. Un ragazzo residente a Cimadolmo è stato colto da malore nel torrente Meduna tra Monti di Sopra, Pordenone, dopo aver fatto il bagno. Primi ad arrivare sul posto i vigili del fuoco che hanno imbarellato il ragazzo nell'attesa dei soccorritori di Maniago del soccorso alpino che non senza difficoltà hanno dovuto riattraversare il torrente e raggiungere la riva con il ferito. Il giovane è stato consegnato alle cure poi del personale sanitario, le sue condizioni attualmente restano gravi. Numerosi gli interventi questa domenica del soccorso alpino in montagna per infortuni durante le escursioni. Il più grave è a Sovramonte sul sentiero della Val Rosna, dove un uomo è scivolato sul ripido percorso cadendo sulla roccia dopo un volo di 7 metri e da lì è rimbalzato sul greto. Gli amici che erano con lui lo hanno tratto in salvo. Nel frattempo sono arrivati i tecnici del soccorso alpino e i sanitari del SUEM di Pieve di Cadore che lo hanno soccorso, mentre paura questa mattina per una 38enne vicentina di Nove precipitata con il suo parapendio, e lo vedete nelle immagini, su un albero, è rimasta sospesa con la vela nel vuoto a 6 metri d'altezza. L'incidente intorno alle 12 sulla strada Cadorna a Borso del Grappa. Mentre adesso ci spostiamo a Roncade con la denuncia dei commercianti di Piazza Primo Maggio per il degrado e la sporcizia che lasciano ragazzi e ragazzini ogni notte. Hanno rotto bottiglie, hanno fatto i loro bisogni un po' in giro, hanno rubato sedie, hanno occupato spazi di altre attività, rovinando anche l'attrezzatura che c'è fuori nei locali. E poi le bottiglie lasciate a terra quasi nascoste o gettate direttamente sulla riva o peggio dentro il fiume. È lo scenario al quale i commercianti di Piazza Primo Maggio a Roncade si trovano ad assistere ogni sabato e domenica mattina. La denuncia dall'associazione Roncade Viva, nata per unire, tutelare e promuovere le attività commerciali, artigianali e i servizi del territorio. I protagonisti dei vandalismi, giovani ragazzi che frequentano un locale della piazza e che a una certa ora di notte si spostano sporcando, rompendo e addirittura rubando l'arredo di alcuni bar della zona. La settimana scorsa hanno tentato di dar fuoco all'espositore dei dépliant di un'agenzia di viaggi che sta vicino al mio negozio. Insomma, siamo assediati tutti i fine settimana, alcune signore che erano andate a mangiare in un ristorante lì vicino e avevano parcheggiato la macchina nel parcheggio nei pressi di dove questi ragazzi si trovavano, e sono state anche non molestate ma infastidite da questi ragazzi, tant'è che sono scappate via velocemente. Così a Roncade, mentre a Treviso i gestori di un ristorante sono stati sorpresi dalle forze dell'ordine alle 22 perché allertati a causa della confusione. Ci hanno chiesto la documentazione, che noi avevamo già tutto quanto a posto, pagamento della SIA e documenti vari, e loro si sono anche un po' messi a sorridere, poverini, perché hanno ben altro a cui pensare che a una cena fra amici con un po' di musica di sottofondo. La cosa ci dispiace perché noi stiamo cercando di presidiare questa zona dove sarebbe completamente buia e presa dagli sbandati, come sanno tanti nostri vicini quello che succede qui intorno, soprattutto per avere il CERD proprio qui vicino.
E proprio contro quei vandalismi, quei ragazzi che si comportano in questo modo, un comune, quello di Spresiano, ha messo in atto un progetto innovativo. Il disagio giovanile rappresenta oggi una delle sfide più rilevanti per i territori, tra difficoltà di aggregazione, fragilità sociali e bisogno di nuove opportunità di partecipazione. Proprio in questa direzione si inserisce il piano triennale di politiche giovanile della Regione Veneto. Si chiama Prendo Spazio, il progetto che vede come comune capofila Spresiano e che coinvolge l'ATS, l'ente associativo che coordina i servizi sociali e le politiche di inclusione per i 37 comuni del Trevigiano. L'obiettivo è mettere al centro i giovani del territorio attraverso azioni concrete basate su aggregazione, creatività, cittadinanza attiva e nuove opportunità. Da chi si affaccia al mercato del lavoro, al tema della ricerca abitativa, quindi i giovani adulti, a chi invece cerca di capire qual è il proprio posto nel mondo, quindi esce dall'adolescenza e si affaccia all'età adulta. Ecco, bisogni diversi, criticità di sicuro, quindi ci rivolgiamo, l'attenzione ai ragazzi più fragili, ma non è esclusivamente a loro. Aboliamo la logica ghettizzante e lavoriamo insieme nell'ottica della peer education. Creiamo contesti positivi in cui i giovani si incontrino e tra di loro scambino esperienze e forze buone per crescere insieme. Il programma, che vede coinvolti diversi partner, si rivolge ai ragazzi e alle ragazze tra i 14 e i 35 anni e punta a costituire percorsi condivisi che favoriscano partecipazione, crescita personale e inclusione sociale. I progetti vanno dall'operatività di strade e di comunità all'aprire nuovi spazi aggregativi e supportare le biblioteche perché diventino degli spazi di socializzazione oltre che di lettura, di prestito e scambio libri, eccetera eccetera. Abbiamo aperto una dimensione legata al tema della casa, anche qui abbiamo intercettato previo il bando appunto che ha affidato tutti questi incarichi un soggetto del terzo settore che si occupa di housing, quindi specializzato, però tentando di aprire la dimensione sui giovani, perché parlare di politiche giovanili oggi non può prescindere da parlare anche di casa. Un investimento sulle nuove generazioni che mira a rafforzare il legame tra giovani e comunità locali, offrendo strumenti e spazi per esprimersi e contribuire anche alla vita del territorio. È un progetto a cui tengo veramente tanto, è molto importante per i nostri giovani, ma soprattutto per le famiglie, perché è sicuramente importante dare un supporto a queste realtà e far sentire che i comuni insomma ci sono e sono vicini. Cambiamo argomento, è prevista una nuova allerta gialla in Veneto per la giornata di domani per ondate di calore ma anche per temporali su zone montane e pedemontane previsti, possibili fenomeni intensi con piogge, forti raffiche di vento e locali grandinate sulle Dolomiti e con minore probabilità sulle Prealpi. Per il resto permane la condizione di disagio fisico prevalentemente intenso su tutte le zone. Alla luce di queste previsioni il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha dichiarato quindi l'allerta gialla. Un appuntamento giovedì alla Loggia dei Cavalieri a Treviso con Gildo Claps, fratello di Elisa. Claps sarà appunto il protagonista di questo convegno per dare voce ai familiari delle persone scomparse. Vite sospese tra la speranza e la paura, tra il dolore e l'attesa, sono le vite di chi ha un familiare scomparso e che continua a lottare per una verità. Mario Bonduan, scomparso nel 2009 durante una vacanza a San Candido. Marianna Cendron, sparita nel nulla nel 2013 dopo il turno di lavoro in un ristorante. E ancora Mario Rasia, di cui non si hanno notizie dal 2017, quando non rientrò nella sua casa di Recoaro 1000 dopo una passeggiata. Storie diverse, unite dallo stesso filo. Non pensi che ti possa succedere una cosa del genere, anzi è una cosa che cominci a capire quando le ricerche finiscono. Quando vedi le squadre delle ricerche che se ne vanno, cominci a realizzare che tuo zio non è tornato. Dopo anni nei familiari non si è spento il bisogno di sapere cosa sia successo, dove siano i loro cari, quale destino abbiano avuto, dovendo fare i conti ogni giorno con sentimenti contrastanti. Per quanto tutti ti dicano avete fatto tantissimo, avete fatto tutto, io rispondo sempre evidentemente no, qualcosa ci manca perché papà non è qui, magari privo di vita,
o in vita magari, però di fatto il fatto che non ci sia vuol dire che c'è qualcosa che a me, ad Angela e alla mamma finché c'è stata è sfuggito e ci ha impedito di ritrovarlo. Ogni volta che ti viene in mente lo zio e ti vengono in mente tutte le cose che hai provato a fare, e ti vengono in mente tutti i dubbi ancora una volta. Le loro testimonianze saranno al centro del convegno in programma giovedì alla Loggia dei Cavalieri con il patrocinio del Comune di Treviso, che, dicono i familiari, ha condiviso la finalità dell'evento. Tra i protagonisti anche Gildo Claps, fratello di Elisa, simbolo di chi non ha mai smesso di combattere fino al ritrovamento del corpo della sorella molti anni dopo. La sensibilizzazione che noi stiamo cercando di portare avanti sicuramente ha l'intento anche quello di essere di aiuto, perché nel momento in cui qualcuno dovesse vivere la nostra situazione possa sapere esattamente oggi cosa può fare, cosa può aspettarsi, cosa può chiedere. Continuare a vivere è la sfida più grande che queste famiglie si trovano ad affrontare nella quotidianità. Non è facile ancora oggi, per noi sono 16 anni e mezzo. A inizio di quest'anno papà è stato ufficialmente dichiarato morto, morte presunta. Quel presunta ti lascia sempre una speranza a noi e delle ombre magari a livello burocratico, però nonostante la dichiarazione di morte presunta non ci fermiamo. Lo sport scende in campo contro la violenza di genere. A Treviso nasce il progetto Forza non è violenza. La vera forza è quella del rispetto, la violenza è semplicemente una forma di debolezza. La vera forza non è violenza, è il messaggio che Riccardo Pittis affida alla campagna di sensibilizzazione promossa da IET Società Benefit insieme alle principali realtà sportive del territorio. Lo storico campione di basket è uno dei testimonial del progetto presentato a Treviso con l'obiettivo di contrastare la violenza di genere attraverso il linguaggio universale dello sport. Per l'occasione è stato realizzato anche uno spot che sarà trasmesso in televisione e sui social. In campo e nella vita, per noi forza non è violenza. Forza non è rabbia. Forza non è ferire. Forza non è dominio. Forza non è prevaricare. Forza è sapersi fermare. Forza è saper proteggere. Forza è sapersi controllare. Forza è rispettare. L'iniziativa punta a trasformare lo sport in uno strumento educativo, coinvolgendo atleti e società sportive nella diffusione di una cultura fondata sul rispetto e sulla responsabilità. Non solo sensibilizzazione, il progetto prevede una raccolta fondi destinata a sostenere iniziative impegnate nella prevenzione e nel contrasto della violenza di genere. Ogni anno una commissione composta dalle società sportive aderenti individuerà i progetti da sostenere. Presentato nella sede di Verde Sport alla Ghirada, Forza non è violenza punta a creare una rete permanente tra imprese, sport e territorio, perché, come ricorda il messaggio della campagna, la vera forza si misura dal rispetto delle persone. Nella vita, ogni giorno, noi scegliamo di essere forti contro la violenza, anzi, contro le violenze. Perché io so che forza non è violenza. Nel fine settimana in oltre 30 gelaterie in tutta Italia è in vendita un gelato speciale. Il ricavato infatti andrà all'associazione Sogni, che si dedica alla realizzazione proprio dei sogni dei bambini malati. Yogurt bianco variegato ai frutti di bosco, crumble al burro e stracciatella di cioccolato bianco. È il gusto dei sogni, realizzato da un maestro gelataio e ideato da Gioele, un bambino tornato a sorridere dopo la malattia. Nel fine settimana in 36 gelaterie di tutta Italia, una quindicina in Veneto e una addirittura in Australia, è possibile trovare questo gelato speciale per un'iniziativa giunta alla sua 6ª edizione. Ogni anno si è cercato di ripetere, ogni anno un bambino diverso, un bambino e una bambina, e ognuno mettendo i suoi gusti si è cercato poi di creare attraverso i maestri gelatai, attraverso proprio Dennis, che comunque lui è di mestiere, sono riusciti a creare queste ricette che anche quest'anno Gioele ha fatto veramente questo gusto allo yogurt che è molto fresco, che sta andando veramente bene, sto avendo, è partito venerdì e sta andando molto bene. Il ricavato della vendita del gelato dei sogni sarà devoluto all'associazione di Rudy Zanatta, che da 22 anni realizza i sogni dei bimbi malati. Questa iniziativa ci permetterà sicuramente di far felici più di un sogno, perché con le edizioni precedenti
veramente siamo riusciti a raccogliere veramente tanti soldini che possiamo far felici più di 2 o 3 bambini sicuramente. Dal viaggio a Disneyland al concerto, alla gara di motociclismo, all'incontro con Cannavacciuolo, tanti sogni realizzati e tanti ancora da esaudire. Una trentina, quelli che da qui ad ottobre Rudy e la sua associazione faranno diventare realtà per altrettanti piccoli pazienti oncologici. Dopo l'onorificenza di ufficiale al merito della Repubblica, di cui Zanatta è stato insignito dal Capo dello Stato, Sogni è diventata una realtà sempre più grande e conosciuta in tutta Italia. Io dico sempre che quando si accendono i loro occhi vuol dire che ho fatto la cosa giusta, ed è incredibile vedere proprio la forza e il potere che ha un sogno, proprio perché escono da questa, tra virgolette, cosiddetta brutta normalità. Rudy Zanatta porta avanti quella promessa fatta 22 anni fa ad Emily, figlia di cari amici, quella di realizzare sogni, e lui stesso ne è uno che custodisce nel cuore. Cercare di far crescere e strutturare sempre più sogni, in modo che se Rudy un giorno si ferma per vari motivi, Sogni deve continuare ad andare avanti, perché se non fosse così avrei sbagliato tutto. A Farra di Soligo invece una panchina gigante per osservare da un diverso punto di vista le colline del Prosecco. Le chiamano Big Bench o ancora meglio panchine giganti e iniziano ad essere centinaia in Europa e in Italia. Vengono posizionate in luoghi panoramici e c'è addirittura una fondazione che ne promuove la realizzazione per offrire una prospettiva inedita sul paesaggio, ma anche e soprattutto, vista la loro grandezza, per far tornare per un istante bambini visitatori. Ora una Big Bench è anche a Farra di Soligo. È la numero 468, la 10ª nel Veneto e la 2ª nella provincia di Treviso. Come società Alto Trevigiano Servizi siamo orgogliosi di aver aderito a questa iniziativa, perché dimostra ancora una volta che la nostra società non è solo impegnata a erogare servizi peraltro fondamentali relativi all'acquedotto e alla fognatura, ma è anche impegnata nel sociale, è impegnata nella comunità, è impegnata a investire sul territorio. La panchina gigante di Farra di Soligo è in località La Croce, nel cuore delle colline del Prosecco. È un'area molto cara ai farresi, è una donazione che è stata fatta diversi anni fa al comune, e qui oggi sono state posizionate anche dei pannelli informativi che richiamano la Grande Guerra, ma soprattutto è stata illuminata, è stata completamente risistemata e è stato dato anche spazio a quelle che sono le sculture di un simposio fatto anni fa che vanno ad abbellire proprio la località e la cima della collina. La realizzazione della panchina è stata resa possibile da una campagna di crowdfunding promossa da ATS nell'ottobre del 2024, che ha raccolto il sostegno di cittadini, imprese e associazioni del territorio. Sono stati raccolti circa 6.900 euro, di cui 5.100 era l'obiettivo prefissato. La parte in eccedenza la comunità ha deciso di donarla alla cooperativa Una Casa per l'Uomo, che si occupa di persone fragili. La zona collinare di Farra di Soligo, in località La Croce, intanto è diventata un luogo ancora più fruibile, sempre più di incontro e contemplazione, nello spirito di un progetto che unisce tutela del paesaggio, inclusione sociale e sostenibilità. È un'area che domina tutto il comune di Farra di Soligo, e da qui poi si vedono dei paesaggi veramente molto belli. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. Tornati in diretta, ci spostiamo momentaneamente nel Bellunese perché è stata approvata il programma di valorizzazione del castello Alboino. Valorizzazione del castello di Alboino. Il comune di Feltre ha chiesto all'Agenzia del Demanio di poterlo acquisire a titolo gratuito. È il primo passo necessario per dare attuazione a un progetto di recupero che guarda al futuro del monumento. Il castello non è soltanto un edificio storico, è parte della memoria collettiva dei feltrini e uno dei simboli che ne raccontano l'identità, come ha dimostrato la mobilitazione nata attorno ai luoghi del cuore del FAI, dove il castello ha raccolto 22.316 voti, arrivando al 13° posto nella classifica nazionale e al 2° in Veneto. Grazie a quel risultato il castello ottenne anche un contributo di 40.000 euro destinato ad avviare i primi interventi di recupero. Oggi però gran parte dell'edificio versa in condizioni di degrado dovute alla mancanza di interventi organici e al progressivo deterioramento delle coperture. Il progetto, approvato dall'amministrazione comunale, nasce nella convinzione che il castello non deve essere soltanto conservato, ma deve tornare ad essere vissuto dalla comunità come luogo di scambio e crescita culturale.
L'obiettivo è recuperare il monumento, renderlo accessibile, aprirlo al pubblico e trasformarlo in un luogo dedicato alla cultura, alla formazione, all'accoglienza e alla vita associativa. La prima fase dell'intervento, per un valore di 500.000 euro, riguarderà la copertura. Successivamente si procederà con il recupero delle strutture, degli affreschi, degli impianti e dell'accessibilità. L'approvazione del programma di valorizzazione segna quindi l'inizio di un percorso complesso e sicuramente lungo, destinato a svilupparsi per tutto il prossimo decennio. Un percorso tra arte, cultura e spiritualità, 10 appuntamenti nella chiesa di San Pietro, un tempo convento francescano. Estate a San Pietro, e San Pietro è la chiesa che si trova all'interno del seminario gregoriano. È un appuntamento che si ripete ogni anno, ma questa volta si celebrano i 700 anni della sua fondazione, il 3 agosto 1326. Fino a qualche tempo fa era la chiesa dei seminaristi, quindi dei futuri sacerdoti. Era un po' il punto di riferimento per tutta la preghiera vocazionale, tutto l'impegno anche materiale che la comunità cristiana di Belluno aveva per il seminario, per i seminaristi. Quindi questo è dal punto di vista religioso, perché non è una parrocchia, no, era la chiesa del seminario. Seminario, chiesa in cui fu ordinato prete anche Albino Luciani, poi Papa Giovanni Paolo I. Dal punto di vista storico, artistico, credo che sia uno dei gioielli proprio della città. Il programma è fatto di 10 appuntamenti che si snodano dal 28 giugno al 30 agosto tra conferenze, appuntamenti musicali e visite guidate, con anche un annullo filatelico e il ritorno a San Pietro delle finalmente restaurate stazioni della Via Crucis del pittore ottocentesco Antonio Federici. Ma tante sono le testimonianze artistiche che si sono via via aggiunte in 7 secoli di storia in cui la struttura stessa della chiesa è cambiata. Vedi le spettacolari pale di Andrea Brustolone. La cultura è cibo per l'anima e quindi c'è naturalmente un nesso tra cultura e spiritualità. I bellunesi conoscono questa chiesa? In buona parte sì, ma c'è anche l'interesse a scoprirla o a riscoprirla con occhi diversi, soprattutto grazie all'ausilio delle guide competenti che faranno scoprire i segreti più reconditi di questa meraviglia di bellezza artistica, ma anche appunto spirituale. Da Belluno a Venezia per il concerto di Andrea Bocelli. Nel concerto più atteso tra quelli in programma in Piazza San Marco è la voce di Andrea Bocelli ad incantare in uno scenario magico il pubblico della tappa veneziana del tour mondiale per celebrare i 30 anni di Romanza, l'album italiano più venduto con 20 milioni di copie. Il tenore ha portato in scena la lirica da Verdi a Rigoletto a Puccini fino al repertorio contemporaneo. L'Orchestra Filarmonia Veneta ha accompagnato il maestro che sul palco è stato affiancato nel corso della serata dal soprano Marianne Battistelli, dal baritono Roberto De Candia e dalle violiniste Rusanda Panfili e Andrea Licche in un crescendo di emozioni. Da una festa all'altra, quella del paese di Quinto di Treviso. Quinto di Treviso ritrova la sua festa simbolo lungo il Sile, tra luci sulla via dei Mulini, riti della tradizione fluviale e il ritorno di gesti che raccontano l'identità del territorio. È la 40ª edizione della festa sul Sile, in programma fino al 5 luglio tra il Lago Superiore e Piazzale degli Alpini, con oltre 100 volontari coinvolti. Al centro della manifestazione ci sono le radici del paese, le attrezzature della pesca esposte come memoria viva del lavoro sul fiume, i piatti della tradizione e il ritorno del sub del centro sub Treviso nelle acque del Sile, dove torneranno a disegnare il tricolore dopo anni di assenza. Anche la festa ha seguito il suo sviluppo nel corso degli anni, quindi le persone si sono rinnovate. Quello che è rimasto è la grande passione, è il sorriso che nonostante tutte le difficoltà
e ci sono, non possiamo nasconderle. Il risultato è sempre stato ottimale ed è proprio quel risultato che fa sì che le persone l'anno successivo abbiano ancora la voglia di continuare. La festa diventa così racconto collettivo con iniziative che ripercorrono 40 anni di storia e ricordano figure del volontariato locale, mentre lungo il percorso della Via dei Mulini tornano a illuminarsi i tratti che accompagnano le passeggiate sul fiume. Accanto alla celebrazione però resta il lavoro sempre più complesso delle Pro Loco, chiamate oggi a confrontarsi con regole sempre più stringenti e una burocrazia che rende più difficile mantenere vive manifestazioni costruite nel tempo con il solo apporto dei volontari. Le regole, o chi fa le regole, mi viene a pensare che magari non ha avuto la bella possibilità di essere volontario, cioè di sporcarsi le mani, di far parte di una Pro Loco e capire esattamente come funziona. Le regole che ci sono abbiamo notato che non sono interpretabili, non abbiamo ancora capito come poterla utilizzare, c'è molta confusione. Siamo arrivati al consueto servizio storico di questa sera, andiamo a scoprire quando il volley trevigiano iniziò a chiamarsi Sisley. Dopo rugby, basket e Formula 1, l'azienda Benetton unisce la propria immagine ad un altro sport. Questa volta è la pallavolo ad essere protagonista di un nuovo importante abbinamento sportivo. È nato oggi infatti il legame tra Pallavolo Vittorio Veneto, squadra neopromossa in A2, e il marchio Sisley, una linea casual che appartiene alla casa madre Benetton. La sponsorizzazione è stata ufficializzata stamane nel corso di una conferenza stampa, presenti il presidente Giovanni Lucchetta e Gilberto Benetton. Per Treviso e per noi è anche un giorno molto importante, questo vuol dire per Treviso avere uno sport nuovo in Serie A2 e con un impegno da parte del gruppo Benetton a darsi da fare affinché questa squadra sia molto competitiva anche in A2, cioè noi anche quest'anno, cioè, i programmi di quest'anno sono quello di lottare per i vertici in A2. Basket, rugby, Formula 1, adesso pallavolo, una quaterna che resterà nel tempo oppure verrà meno qualche cosa visto questo nuovo impegno pallavolistico? No, assolutamente non c'è nessuna intenzione, anche appunto come dicevo prima è una grossa responsabilità, il fatto di inserire uno sport per noi è un impegno, è una responsabilità molto importante. Noi non poniamo nessun limite di tempo in queste nostre sponsorizzazioni, in questi nostri impegni. Io direi che in linea di massima dovrebbe continuare per sempre, ce lo auguriamo a tutti. La Sisley Treviso Volley giocherà il sabato pomeriggio alla Palaverde. Per la stagione 87-88 l'obiettivo è di fare un campionato di vertice. La promozione non è un obbligo. Per i Benetton una nuova avventura sportiva, per la terra trevigiana un nuovo segnale di simpatia da parte di un'azienda che ad essa si sente estremamente legata. Si chiude così questa edizione del telegiornale, le previsioni del tempo come sempre dopo la sigla, invece a tutti l'augurio di una buona serata, arrivederci.